per Cristo nostro Signore. Amen.
Diamo inizio alla coroncina alla Divina Misericordia, ispirata da Gesù a Santa Faustina. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente: nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore. Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno. Fa che segni l'inizio di una vita nuova. Ripetiamo: nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore. Hai creato il mondo e lo conservi con la Tua provvidenza. Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la Tua presenza in ogni creatura. Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore. Nel Tuo sangue versato per noi hai costituito la nuova ed eterna alleanza. Fa che osservando la legge dell'amore restiamo fedeli al nuovo patto. Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore. Sulla croce hai fatto sgorgare dal Tuo costato sangue ed acqua, e in questo fiume di grazia lava le nostre colpe e allieta la città di Dio. Nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Benediciamo Cristo, pastore buono e misericordioso, che ha asciugato le lacrime dei poveri e dei sofferenti. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Invochiamo con fede Gesù di Cristo, perché con la sua santa croce ha redento il mondo. Perciò ripetiamo: mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. O Cristo, sole di giustizia, illumina la nostra vita, allontana da noi le oscure suggestioni del male. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ispira i pensieri, le parole e le opere, perché in questo giorno possiamo essere graditi alla tua volontà. Mostraci, Signore.
approfittare della vostra bontà, ma vorrei dire proprio una parola. 3 punti brevissimi. Il primo è davvero grazie a Dio della gioia che vivo con voi questa sera, toccando la vostra fede, che immagino è la fede dei vostri padri e dei padri dei vostri padri. La fede si tramanda attraverso la testimonianza, attraverso la preghiera, e quindi stasera ringraziamo Dio anche delle persone che ci hanno educato nella fede, cominciando dai più piccoli, ringraziare i vostri genitori nonni, bisnonni, di generazione in generazione. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi siamo felici di professarla insieme. Un secondo punto: ho visto tanti ragazzi, tanti giovani, e mi sono ritrovato in loro. Tanti anni fa, cari ragazzi, anch'io ero come voi chierichetti, e non si nasce vescovi, non si nasce sacerdoti, non si nasce papà o mamma di famiglia, nasciamo tutti figli di un padre che ci ama e ci vuole bene. E tra questi figli il padre ogni tanto ne chiama qualcuno a spendere la vita per lui. Sarebbe bello che anche il mio passaggio questa sera non fosse così, solo egoisticamente per la mia gioia, ma fosse per la gioia di questa Chiesa, di questa comunità, che qualcuno in mezzo a voi, cari ragazzi, cari giovani, possa dire di sì a una proposta di spendere la vita per annunciare l'amore di Dio, un amore misericordioso, un amore che quando ci tocca ci rinnova dentro. E il terzo punto è questo. Stasera sono qui in mezzo a voi, concludiamo questa serata con la benedizione dopo la processione. Vorrei dire che è un po' speciale questa benedizione, non perché io sono speciale, ma perché, lo ha detto il parroco all'inizio, sono un nunzio apostolico, e sapete che i nunzi apostolici sono i rappresentanti del Papa nel mondo. Ne siamo 110 in tutto il mondo. La Santa Sede, il Papa, tiene rapporti con 180 paesi serviti da 100 nunzi apostolici. Siamo vescovi, però agiamo in nome del Papa, e quindi la benedizione che diamo è come se fosse Francesco, Papa Francesco in mezzo a voi questa sera, attraverso di me. Non vedete me, ma vedete Lui che vi benedice. E amo ricordare sempre che Dio ci benedice, perché è il nostro Padre, quindi dice bene di noi sempre, sempre. Ancora di più quando il figlio si allontana di casa, ma lo abbraccia, gli fa festa e gli dà la veste nuova, la veste del figlio. E allora, se Dio ci benedice, parla sempre bene di noi. La benedizione che riceviamo questa sera da Lui ci faccia capaci di benedirci l'un l'altro sempre. Pensate come cambierebbe la nostra vita, a cominciare col vicino di casa, in casa, se ci benedicessi un momento, ogni giorno, in ogni occasione, cioè dire bene, dire il bene dell'altro. San Paolo direbbe: nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma parole buone per l'edificazione vicendevole, non per la distruzione vicendevole. E allora Dio ci benedice sempre. Diventiamo anche noi capaci di benedirci l'un l'altro. Il mondo cambia dentro di noi, il mondo cambia anche intorno a noi. Siamo costruttori davvero di una civiltà nuova, la civiltà dell'amore, la civiltà del regno di Dio in mezzo a noi. E allora, con questo desiderio, prepariamoci a ricevere la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Dio,
che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate avere parte alla sua risurrezione. Amen. E per intercessione di Maria Santissima, di San Zenone e di tutti i santi del Paradiso, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Grazie a Dio. Un grazie da parte di tutta la nostra parrocchia a Monsignor Luciano per essere stato con noi e averci portato la benedizione di Padre Francesco. Al termine di queste festività ci sarebbero infiniti ringraziamenti da dare, sarebbe impossibile nominare tutti. Ricordo e ringrazio davvero tutti quelli che hanno collaborato, hanno dato una mano in tantissimi modi, in maniera visibile e anche invisibile, perché sono tante piccole cose che vengono fatte. Oggi ringrazio in particolare la banda che si è unita a noi, ma un ringraziamento speciale lo rivolgiamo a Padre Robert che ci ha accompagnati con la sua predicazione in questa settimana. Lui dice sempre che è l'asino che ci porta a Gesù Cristo quando è entrato a Gerusalemme con la sua predicazione, ma grazie davvero di cuore. Abbiamo pensato di regalargli una delle nostre statuine della Madonna del Monte che la conosce, è stato suo vedere il nostro santuario, che la porti con lui in Polonia, quindi portiamo anche la nostra Madonna fino in Polonia, grazie anche proprio attraverso di lui. E un grazie ancora a tutti quanti.